presentazione, grazie dell'invito che mi è stato rivolto e che ho accolto con grande piacere da parte del Museo di Ortisei. Io farò una conversazione piuttosto semplice, o almeno spero di riuscire a farla, toccando dei temi che credo siano rilevanti un po' per tutte le realtà alpine, ma non solo realtà alpine. Appunto, il tema è del paesaggio. Allora, allora, già non riesco ad andare avanti. Ecco, c'è un leggero ritardo. Allora, diciamo molto rapidamente che il paesaggio intanto non è un concetto o una ideologia che sia proprio di tutte le culture del mondo. In ogni caso, al di là di questo tema che ci porterebbe via molto tempo, diciamo che il paesaggio è una mediazione estetica, è un modo di vedere quello che noi chiamiamo anche come ambiente, in un modo appunto prevalentemente estetico. Non è l'unico modo, tant'è che addirittura un notissimo studioso di paesaggio sostiene che questo tipo di visione che noi abbiamo dell'ambiente in realtà è una sorta di unicum dell'Europa moderna insieme alla Cina della dinastia Han. In ogni caso, qualunque cosa sia, noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che quando guardiamo in realtà vediamo quello che sappiamo nominare. Questa è una cosa che forse appare paradossale, ma è veramente così. In altri termini, noi dobbiamo avere le parole, i concetti, appunto, per vedere quello che poi ci rappresenteremo. Faccio un esempio molto così, molto elementare per mostrare appunto come non necessariamente l'ambiente sia visto in modo uguale in tutte le culture del mondo. A sinistra ovviamente un celeberrimo vulcano e montagna sacra giapponese, il Fujiyama, a destra una qualsiasi vetta delle nostre Alpi dove naturalmente arriva una funivia. Quindi due modi molto diversi, da una parte l'intangibilità, quindi dei valori sacrali, dei valori rituali, dei valori metafisici, dall'altra parte una fruizione che è completamente diversa, anche se in realtà piuttosto recente. Diciamo anche qui molto molto rapidamente che il paesaggio della montagna era qualcosa di sgradevole, per esempio, per la cultura classica, soprattutto per la cultura latina. La cultura latina è caratterizzata da una grande orofobia, cioè da una fobia per le montagne, e in realtà l'apprezzamento estetico delle montagne nell'Europa arriva piuttosto tardi, arriva con una serie di presupposti culturali abbastanza complessi, ma per farla breve diciamo che quello che serviva per sdoganare, come si dice, il paesaggio alpino è stata la poetica del sublime, cioè un modo di apprezzamento estetico che riesce a investire di senso e anche di una certa, come dire, paradossale piacevolezza la vista dei forti contrasti che caratterizzano il paesaggio della montagna. No? Quando comincia questo tipo di nuovo apprezzamento, allora diciamo che le montagne entrano veramente nell'immaginario dell'Europa. Qui ho portato per così in modo emblematico un dipinto di un grande pittore che ha contribuito molto con i suoi paesaggi alpini a portare in luce questo nuovo tipo di atteggiamento. Ecco, per esempio, una montagna così emblematica come questa, che voi naturalmente conoscete molto bene, sarebbe stata invedibile, sarebbe stata certamente non apprezzata esteticamente in tempi precedenti. Allora, diciamo anche molto rapidamente che il paesaggio appunto è qualcosa che per lungo tempo ha identificato essenzialmente un aspetto estetico, quindi un qualche cosa di eccezionale, un qualche cosa che si distacca dalla percezione comune. Dobbiamo ricordare anche, perché questo è molto importante, perché si riflette ancora nella nostra percezione, che le parole che corrispondono al concetto di paesaggio
sia quelle di derivazione neolatina, quindi in italiano paesaggio, paysage in francese, paesage in spagnolo, piuttosto che derivano dagli idiotimi tedeschi, Land, Landschaft, Landscape, eccetera, appunto tengono insieme due cose molto importanti. Da una parte il land, la terra, no? Il paese, e dall'altra parte la sua messa in forma. Quindi c'è un riferimento in prima istanza molto forte al tema dell'abitare, che sarà poi in realtà messo in ombra a favore di, come dire, di caratterizzazioni più specificamente estetiche. C'è una consacrazione della moda del paesaggio che diventa un luogo dove si va appunto a vedere. Il Grand Tour, per esempio, il viaggio di formazione che veniva fatto dai nobiluomini e dalle nobildonne nell'Europa premoderna, insomma tra 5 e 800, è un viaggio di formazione che di fatto interessa appunto quelli che noi oggi chiamiamo i paesaggi, ed è naturalmente l'anticipazione colta ed elitaria di quello che diventerà il fenomeno del turismo come noi oggi lo conosciamo, fino ad arrivare a una spettacolarizzazione vera e propria e anche a forme di commercializzazione di cui parleremo ampiamente in questa conversazione, come anche a quelle forme di iconizzazione, cioè a dire il paesaggio diventa una sorta di immagine molto standardizzata o molto anche modificata da un certo punto di vista, molto come dire, caricata di valenze estetiche volte al consumo, fino ad arrivare a quello che io sosterrò in questa conversazione, cioè la fine della relazione di senso che la nostra cultura europea, poi espansa in qualche modo all'intero pianeta, aveva costruito. Allora, diciamo che il paesaggio in realtà può essere qualsiasi forma del territorio, però di fatto noi parliamo di paesaggio e non di territorio quando abbiamo appunto un apprezzamento estetico, e quando a questo apprezzamento estetico corrisponde una serie di rappresentazioni che non necessariamente sono delle rappresentazioni di tipo visuale. Per esempio possono essere dei racconti di viaggio, possono essere appunto delle forme di scrittura. Allora, a quel punto il paesaggio può essere condiviso, cioè non è più solo il paesaggio materno, come diceva Spengler, di una determinata cultura, ma è qualcosa che viene condiviso volontariamente o involontariamente, verrebbe anche da dire, con i visitatori, con quelli che saranno attratti dalle cartoline, dalle rappresentazioni e così via, e quindi diventerà anche un luogo turistico. Nel caso delle Dolomiti sarebbe un discorso a sé, ma voi naturalmente lo conoscete molto meglio di me. In un certo senso le Dolomiti e la storia della turisticizzazione alpina arrivano in modo relativamente tardivo, direi per fortuna loro, e a quel punto sono immesse appunto in questo tipo di attività di comunicazione, di celebrazione, di rappresentazione, per cui tutti noi abbiamo in mente, voi sicuramente più di me, tutta una serie di rappresentazioni, dipinti, quadri, cartoline, film, filmati. Pensate per esempio a certi film di imprese alpinistiche che soprattutto negli anni 30 in Europa avevano un'ampia circolazione, quanto hanno potuto appunto incidere anche sul gusto del turismo. Ma la svolta, a mio modo di vedere, arriva a livello di tutte le Alpi e quindi di tutta l'Europa, quando un signore che si chiamava Leslie Stephen, padre di Virginia Woolf, penserà di scrivere un libro, questo, The Playground of Europe, cioè il terreno di gioco dell'Europa. Le Alpi devono diventare, secondo la sua visione, che purtroppo è stata una visione profetica, il terreno di divertimento. È un grande comprensorio dove le persone di qualsiasi provenienza possono andare a divertirsi attraverso varie
attività che appunto poi nel tempo si svilupperanno, anche attività diversificate, per esempio per classi sociali, per esempio. Le Dolomiti entrano in modo relativamente tardivo in questo tipo di logica per vari motivi su cui non mi soffermo, ma in ogni caso appena entrano hanno naturalmente, come tutte quante le altre sezioni delle Alpi, la necessità di farsi conoscere e quindi di essere attrattive nella comunicazione attraverso, per esempio, quella produzione di affiche che appunto vari decenni fa anche ha generato delle rappresentazioni veramente molto interessanti, dove si accentuano, come dire, gli aspetti più eclatanti, il colore, per esempio, delle pareti dolomitiche in certi momenti della giornata e anche la loro forma, che sicuramente è una forma poco sublime, no? Non è la forma che svetta e basta, avrebbe detto il filosofo tedesco Adorno, cioè non è semplicemente una montagna piramidale, ma sono delle montagne che hanno delle forme per certi versi molto più fantastiche e anche, come dire, forse più addolcite. Si propone un paesaggio che è un paesaggio soprattutto, sembrerebbe, soprattutto nella prima parte del Novecento, destinato a una società elegante, a una società internazionale. Per certi versi questo tipo di comunicazione del paesaggio ricorda un po', a me ricorda, ma forse solo per motivi biografici, la comunicazione che c'è stata in Engadina, un'altra valle abbastanza poco montana, per così dire, eppure così straordinariamente affascinante. E appunto, già qui, in queste famose affiche di Mario Pupo, che riguardavano soprattutto Cortina, ma non solo, si vede appunto cosa vuol dire il terreno di divertimento. È un luogo dove si possono praticare vari sport, si può avere una buona socialità anche elegante, insomma un luogo di una buona vita. Poi naturalmente quando diventa troppo frequentato diventa anche un luogo un po' infernale, ma questo accade a tutti i luoghi del turismo. Allora, qui, fatta questa brevissima e sommaria archeologia dell'immaginario dolomitico, ho pensato, mi sono venute in mente alcune cose che sono state dette, che venivano dette fino a pochi anni fa. Cioè pochi anni fa venne fuori una orrenda espressione dal mio punto di vista per indicare il patrimonio culturale. Ma il patrimonio culturale di una nazione o anche di singole porzioni di territorio è stato indicato come il petrolio d'Italia. Io trovo che semmai una metafora è stata infelice, questa veramente forse più di tutte, perché insomma non c'è bisogno di commentarla. Questa dizione è stata contemporanea al momento in cui praticamente le Dolomiti sono state proclamate dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, quindi una dimensione degna di somma conservazione e attenzione. Ora voi capite che tra il patrimonio dell'umanità che dovrebbe essere trasmesso alle future generazioni il più lungo possibile, il più lungo intatte, e un idrocarburo la cui proprietà, almeno per noi, è quello di essere bruciato, inquinando, beh, insomma, è un accostamento abbastanza stridente, che però la dice lunga su come la nostra società si rapporta ai temi del paesaggio. È come dire che il paesaggio è conteso, soprattutto nel nostro tempo, in una logica tra la vicinanza, no? Tutti noi desideriamo andare a constatare di persona quanto è bello un paesaggio che ci attrae, non ci basta vederlo nella cartolina o sullo schermo, ma dall'altra parte, se vogliamo che questi paesaggi durino, ci deve essere anche un certo rispetto, quindi una certa distanza. Quindi il consumo e la conservazione sono le due dimensioni che più confliggono e che devono trovare una composizione, per esempio, nel tema del turismo. No? Il turismo sicuramente implica un consumo del territorio e anche un consumo, vedremo, del paesaggio, e però io voglio vedere sempre quel paesaggio che mi ha attratto. Quindi, ecco. Poi c'è un'altra contrapposizione che in realtà dovrebbe essere anche qui qualche cosa che
di due concetti che dovrebbero essere compatibili, tra il diritto che ciascuno di noi ha a fruire dei paesaggi e dall'altra parte il dovere invece di contribuire appunto a conservarli in buono stato. È quel diritto-dovere che per esempio è stato sancito nel 2000 dalla Convenzione europea del paesaggio, che come noi tutti sappiamo è legge non solo per lo Stato italiano, ma praticamente per tutti gli Stati d'Europa. Ed è, lo voglio ricordare perché forse ce ne siamo anche un po' dimenticati, la Convenzione europea del paesaggio è un documento di tutela che è stato invocato dalle comunità locali europee, proprio per evitare che il loro paesaggio venisse compromesso da delle logiche esogene. E poi c'è un'altra, come dire, un'altra dinamica un po' contrappositiva tra il diritto, se è un diritto e comunque l'aspirazione al divertimento, e dall'altra parte la responsabilità che ciascuno di noi ha. E quindi, appunto, quando ci troviamo di fronte a queste immagini così potenti e così suggestive di paesaggi dolomitici, appunto, viene il desiderio di andare e di fare tutta una serie di attività. Dunque, questa immagine la vedrete 2 volte e poi quando vedrete la seconda volta capirete, perché se voi cercate Dolomiti in internet, la prima immagine che viene fuori con non so quante milioni di occorrenze è questa cartolina di Santa Maddalena in Val di Funes con le odle, no? Paesaggio che mia nonna avrebbe detto che sembra, è talmente bello che sembra finto. Ecco, il fatto che sembri finto è da un lato il segno della sua perfezione, no? Noi vediamo appunto quello che è nell'immaginario di tutti, le Dolomiti, la chiesa con il campanile con il tetto aguzzo, i prati con tutti i fili d'erba a posto, queste meravigliose montagne, insomma, quasi appunto, quasi da non credere. Naturalmente la Val di Funes attrae, come attrae un'altra creazione dell'umanità estremamente irripetibile e anche messa a repentaglio del grande turismo, come Venezia, per esempio, no? Venezia è un altro luogo che sta nei desideri di tutto il mondo visitare, quando però noi vediamo la sproporzione del transatlantico che arriva in piazza San Marco, capiamo la fragilità di questo paesaggio sottoposto a un impatto che è un impatto appunto, come dire, mondializzato e sicuramente insostenibile. D'altra parte, qualche decennio fa, per esempio, c'erano delle politiche nazionali, come quelle della Francia, fino a un certo punto, che favorivano la costruzione di grandi ensemble de ski, cioè grandi luoghi dove le persone potevano andare appunto a sciare e non c'era appunto praticamente nient'altro, quindi costruiti in modo estremamente modernistico, ultra funzionale, si usciva o forse si esce ancora dalla camera letto con gli sci ai piedi e vi si ritorna nello stesso modo. Ecco, questo è un modo di compiacere il turismo che a un certo punto è stato interrotto proprio dal presidente francese di allora, Valéry Giscard d'Estaing, il quale con un decreto impedì la proliferazione di questo tipo di turismo, perché di fatto impedire la costruzione di questi ensemble vuol dire riorientare o cercare di riorientare un turismo che è troppo impattante, troppo rapace e insostenibile. Non di meno, noi sappiamo, voi in Val Gardena lo sapete bene perché appunto avete fatto un'iniziativa molto bella anche con il relativo catalogo proprio sui masi, non di meno il tema di un arretramento delle culture tradizionali, delle culture che avevano avuto campo fino a prima del turismo, è un tema che sicuramente è molto importante. In Svizzera con una tipica, come dire, la Svizzera io la trovo sempre
come dire, molto emblematica da tanti punti di vista, sia nel suo modernismo intrinseco, sia nel suo conservatorismo altrettanto intrinseco. Per cui con grande disincanto è stato, come tutti noi sappiamo, realizzato un museo a cielo aperto, quello famosissimo del Ballenberg, dove i masi sloggiati, per così dire, dalle loro legittime collocazioni, sono stati ricostruiti ad uso appunto dei turisti che vanno a vedere quanta sapienza, quanta bellezza, eccetera, ci fosse in queste costruzioni. Però paradossalmente, o forse no, perché poi in realtà anche il turismo più globalizzato cerca naturalmente un'area di montagna, cerca quello che scambia come il carattere proprio della montagna. E quindi gli architetti e i progettisti dei centri di villeggiatura cercano di dare sempre una patina di forme e di materiali, per esempio l'uso del legno, la pietra e il legno, solo il legno, eccetera, in una sorta di grande bric-a-brac, perché di questo si tratta, almeno per queste immagini che vi sto facendo vedere, di stili, di modalità e così via. È qualcosa, bisogna dirlo, ai noi che piace moltissimo ai turisti. Ho trovato qualche mese fa, anzi forse ormai 2 o 3 anni fa, in internet questa testimonianza, un commento di un turista inglese su TripAdvisor rispetto a Livigno, che come forse voi sapete è un centro turistico molto molto grande, molto internazionale che c'è in Valtellina. Allora, Livigno prima degli anni 50 era un paese valser, molto particolare perché rimaneva isolato per gran parte dell'anno a causa della neve e finché non è stato possibile realizzare un collegamento stradale anche invernale, nonostante i passi che lo connettono appunto sia con la Lombardia sia con la Svizzera, rimaneva appunto isolato e finché è rimasto l'isolamento, spiace dirlo, è rimasto nella sua perfezione, come dire, ampiamente studiata dagli studiosi. Quando invece poi si apre, comincia appunto la turisticizzazione. Oggi ovviamente è quello che io mi sentirei di chiamare con molto dolore, perché è un luogo che ho amato molto nella mia infanzia, un vero e proprio non luogo. Ora, il commento di questo turista l'ho trovato geniale. Cos'è Livigno, ex paese valser? È una Las Vegas sulla neve. Ecco, questo mi sembra, come dire, lo cito perché mi sembra il grande pericolo che sta di fronte a molte realtà delle nostre. Ritorniamo appunto al tema che ci sta a cuore. In montagna si va anche, e soprattutto si andava anche, lo si fa ancora adesso, per vedere ovviamente il paesaggio, per guardare il paesaggio, per guardarlo possibilmente dall'alto, per guardarlo in modo, come dire, sportivo oppure semplicemente in una meraviglia appunto un po' caricaturale come nel manifesto di destra, ma dobbiamo ricordare qual è in realtà l'ascendenza di questo modo di guardare il paesaggio montano soprattutto dai punti di osservazione, cioè dai belvedere, dalle terrazze panoramiche, eccetera. Chi in realtà ha scoperto le Alpi e le ha rese accessibili, le ha rese la meta desiderabile a tutta la nazione italiana? Purtroppo la Prima Guerra Mondiale. È la Prima Guerra Mondiale che fa conoscere a migliaia e migliaia di persone, cioè i soldati, un continente che era sconosciuto ai più, perché insomma le persone di pianura, soprattutto a quei tempi, difficilmente avevano la possibilità di recarsi sulle Alpi e per di più Alpi che non erano certamente attraversate da tutte quelle strade che noi conosciamo. Sì, le Alpi ovviamente erano state conosciute nei Grand Tour, ma da una minoranza delle popolazioni, appunto nei tempi passati. Ecco, in questa affiche che è molto, molto interessante del Club Alpino Italiano, che sarà appunto l'organismo che raccoglierà, o anche, voglio dire, di altre nazioni, che raccoglierà questa eredità, si vede, io sono sempre stata colpita dalla postura di questo signore che guarda nel cannocchiale.
perché è come se gli fosse rimasta un po' la postura guerresca, come se stesse guardando un oggetto, no? Una meta che in realtà deve essere fatta appunto oggetto di una qualche azione non propriamente simpatica. E, oggi noi abbiamo il proliferare di queste, abbiamo da tempo, il proliferare di queste strutture che soprattutto ci devono dare, perché noi abbiamo sviluppato poi anche delle preferenze, dei gusti, delle attitudini molto diverse naturalmente nel tempo, quindi ci devono dare anche quel brivido, appunto quel brivido sublime che magari un turista normale non prova scalando una montagna, lo prova appunto su questi aggetti molto vertiginosi che si trovano un po' da tutte le parti, oppure anche sull'abitudine che c'è adesso molto diffusa ovunque di creare dei ponti tibetani, quindi appunto questi ponti che io non potrei mai sicuramente attraversare, ma insomma, quindi un gusto della vertigine. Allora, che cosa stiamo dicendo per fare un riassunto? Che il territorio alpino, almeno da Leslie Stephen, ma forse addirittura anche prima, è stato visto come un playground, abbiamo visto, no? Quindi un pretesto, una grande palestra per una serie di attività ricreative, sportive, di vario genere. Quindi sempre di più, quando questa vocazione si amplierà e si specializzerà in modo molto molto forte, la montagna diventa un luogo come un altro per provare delle emozioni che non sono delle emozioni intellettuali in realtà poi tantissimo, ma sono più delle emozioni così appunto legate allo sport, al cibo, alla bella veduta, quello che il marketing chiama, con una delle sue espressioni un po' ambigue, il marketing emozionale esperienziale, no? Come se noi l'esperienza l'avessimo solo in queste occasioni, ma pazienza, insomma. Allora, ne deriva un fenomeno che è molto importante comprendere, perché mentre il paesaggio è comunque nella sua infinita differenziazione interna, nella sua stratificazione temporale, una creazione unitaria, cioè io quando vedo un paesaggio, se è ancora un vero paesaggio, vedo la sua espressività, non lo confondo con altri. Qui invece si fa una musealizzazione, cioè si cerca di conservare oppure si fa una spettacolarizzazione di alcuni caratteri che sono quelli più impressionanti, quelli più suggestivi, ma contemporaneamente si tende in questa operazione a lasciare in secondo piano o a perdere del tutto nella percezione tutta la trama paesaggistica. Il paesaggio è ed è interessante perché appunto è una costruzione contestuale, è un'infinita differenziazione in una trama unitaria. Se io mi concentro solo su un suo aspetto, ecco, questo naturalmente costituisce un problema. Perché? Perché per esempio nei fatti la prima dimensione che viene sacrificata al turismo è la dimensione rurale, cioè è quella dimensione fatta di azioni e di saperi che hanno consentito al paesaggio di trasmettersi nei secoli, se non nei millenni, anche parzialmente trasformandosi, ma rimanendo sempre riconoscibili. Quindi si sacrifica questo immenso patrimonio, che è anche un patrimonio di conoscenze e di identità, che viene sostituito da un concetto estremamente ambiguo, che è quello della tipicità. Perché vado in montagna o vado da un'altra parte? Perché voglio mangiare dei prodotti tipici e vedere delle case tipiche. No? E abbiamo visto il tipico a Livigno, per esempio, che cosa porta. Inoltre, dal punto di vista dei comportamenti, questa è una totale deresponsabilizzazione dei limiti e delle regole che ciascun visitatore si deve dare, come ciascun abitante peraltro si deve dare quando va a casa di qualcun altro. Vuol dire che lentamente vengono erosi i saperi tradizionali e contestuali che avevano creato quell'infinita sedimentazione del paesaggio, con tutti quei saperi anche minuziosi, che se non sono rinnovati appunto vanno perduti.
E allora abbiamo, per lo più se guardiamo le Alpi, parlo delle Alpi italiane, parlo di queste, se guardiamo le Alpi italiane vediamo da un lato fenomeni di grande spettacolarizzazione, che magari sono anche spettacolarizzazioni a tempo. Per esempio nelle Alpi piemontesi moltissimi luoghi di sport invernali che hanno avuto un grandissimo successo fino agli anni 70 oggi sono dei luoghi praticamente abbandonati. Quindi abbandono, le seconde case vuote naturalmente per gran parte dell'anno, un pendolarismo turistico da metropoli a questi luoghi che porta a uno spopolamento progressivo e quindi anche alla periferizzazione. In realtà questi luoghi, come dire, per dirla in breve, contano sempre di meno. Ma anche gli abitanti subiscono una trasformazione e secondo me questa in realtà è la vera chiave di lettura ed è quella su cui dovremmo concentrarci maggiormente. Gli stessi abitanti di zone turistiche in generale, ma in montagna si vede molto, diventano degli utenti, è come se fossero gli addetti del turismo di quella località, dove appunto non si cerca l'anima del luogo, come si diceva una volta, ma si cercano delle immagini, quelle immagini che io ho visto prima di partire, che voglio andare a constatare appunto andando lì. Poi che cosa ci sia dietro quelle immagini probabilmente non ha importanza. Quindi si assiste a una drastica e secondo me drammatica in certi casi riduzione di significati, no? Questa straordinaria e complessa e forse culminante espressione dell'umanità che è appunto la costituzione dei paesaggi diventa una specie di sfondo, no? Uno sfondo che io prendo come quello che vedo sul mio computer piuttosto che una volta sulla cartolina. Se noi guardiamo l'immaginario del paesaggio come viene restituito dai social media oggi, beh, io devo dire appunto a una certa età e un po' mi infastidisco, mi preoccupo, perché è chiaro che la vita complessa, tutta questa estrema costruzione culturale, tutta questa sapienza non viene neanche vista, non ci sono neanche le parole per dirlo. Si parla di narrazioni, questa era già una parola della postmodernità, che è una parola molto ambigua perché narrazione vuol dire che ciascuno di noi la può narrare come gli pare, non c'è bisogno di verifiche. C'è la possibilità della virtualizzazione, su cui bisognerebbe discutere in altra sede, e poi alla fine di una certa elementarizzazione. Noi abbiamo sempre meno parole per dirla, abbiamo sempre meno repertori di immagini a partire dai quali creare appunto dei confronti, eccetera. Questo porta al fatto che le persone tendono a avere sempre meno consapevolezza dei limiti e delle regole dei loro comportamenti, no? Cosa è possibile fare, che cosa non è possibile fare, se non si vuole distruggere appunto il luogo che in quel momento tanto ci attrae. Abbiamo già parlato della perdita dei saperi tradizionali e abbiamo appunto parlato di questo fatto che tutto ciò ci porta verso dei rischi che sono anche dei rischi di tipo proprio strutturale. Un territorio abbandonato o mal gestito è un territorio a rischio non solo di franare lui, ma appunto di creare dei grandi disastri anche per le popolazioni. Allora torniamo appunto alle famose onde, no? Marc Augé, che tutti noi conosciamo, grande antropologo francese, il teorico dei non luoghi, ha parlato del turismo contemporaneo come un movimento tra due serie di immagini. Cioè, io decido di andare in un certo luogo perché l'ho visto rappresentato in internet, perché ho visto una serie di immagini, l'immagine che è stata più potente e più suggestiva mi ha indotto ad andare in quel luogo, dove io che cosa farò? Cercherò di vedere se quel luogo corrisponde all'immagine di partenza, attenzione, se il luogo corrisponde all'immagine, non al contrario, e cercherò di portarmi a casa naturalmente un bottino di foto
che mostrino sempre lo stesso paesaggio. Cioè sono stato, ho visto, ho scattato la stessa foto da cui ero partito, non ci interroghiamo per pietà che cosa ho capito, ma insomma. Quindi in un certo senso è come se i paesaggi oggi, soprattutto attraverso i social, si sforzassero di corrispondere all'immaginario che in realtà è già un'artificializzazione, è già, come dire, una specie di favola, no? Quando io vedo questo paesaggio che pure amo tanto e lo vedo in questo modo, devo dire un po' mi irrita perché appunto, ecco, ma il tema è che inevitabilmente le popolazioni locali che sono dentro una logica turistica cercano di corrispondere a questo tipo di immaginario e quindi, favorite appunto dall'uso dei social fotografici, cercano appunto di accentuare gli aspetti più spettacolari o anche comunque di dare quella forse persino inconscia patinatura, quella sorta di iperrealismo che in realtà non ci fa vedere di più o non ci fa sentire più in sintonia, ma ci fa essere dentro a uno spettacolo molto molto artificiale, no? Che probabilmente coinvolge e seduce soprattutto, credo, le giovani generazioni. È un po' come il discorso del tipico, no? Tutti noi quando andiamo per esempio in montagna siamo contenti se vediamo un ambiente che riteniamo tipico, quindi fatto con i materiali, le modalità di un tempo, con le sedie che ormai sono uguali un po' in tutte le Alpi. Ecco, però il rischio è sempre quello di non riuscire a un certo punto più a distinguere quello che è autentico e che deriva da una vera cura, da un vero amore e da un vero rispetto, da quello che invece è semplicemente una specie di allestimento appunto ad usum turistico, con attrattive di vario tipo che naturalmente si possono inserire per essere più divertenti. Per cui c'è del vero e del falso. C'è del vero perché, per esempio, gli attrezzi antichi sono sicuramente veri, ma nello stesso tempo il contesto complessivo, che sicuramente esula dalle intenzioni poi di ciascuno, è un contesto però completamente diverso, che in un certo senso un po' cambia anche il senso della testimonianza del passato. Paolina Moroder molto gentilmente mi ha mandato delle fotografie della Val Gardena nel tempo. Sono delle fotografie, come dire, impressionanti da molti punti di vista, perché non solo mostrano una trasformazione drastica del paesaggio ad uso appunto turistico, quindi vabbè, ovviamente l'incremento delle abitazioni, una certa trasformazione anche degli usi del suolo, per esempio il rapporto tra coltivazioni, prati, boschi. Insomma, anche qui no, la selva di Val Gardena vista dall'alto nel 56 e oggi, beh, credo che non abbiamo bisogno di commentare. Non commentiamo il paesaggio che in qualche modo è rimasto sempre molto bello, ma commentiamo o comunque commentiamo dentro di noi, facciamo le nostre considerazioni relativamente alle ideologie e ai valori che hanno portato a queste trasformazioni. Ancora Selva nel 1956. Benché io l'abbia vista in quegli anni, devo dire che faccio fatica oggi a riconoscerla. Cioè mi sembra impossibile che fosse veramente solo questo. Cioè solo vuol dire in realtà un paesaggio meraviglioso, un equilibrio perfetto. Come ricordo benissimo questo albergo, che è un albergo di quelli in stile, come dire, un po' fatato, come ce ne sono anche in Engadina. Ecco, e poi ancora Santa Cristina nel 56, pugni di case e così via. Allora è chiaro che quello che in qualche modo è andato perduto nella turisticizzazione, naturalmente nella trasformazione dei nostri modi di abitare, nelle esigenze diverse che certamente noi abbiamo rispetto agli anni 50, c'è un grande patrimonio identitario, il che vuol dire c'è di mezzo il paesaggio. E
E infatti, proprio per iniziativa del Museo della Val Gardena, l'anno scorso è stato realizzato e presentato questo bellissimo volume appunto sui masi con le bellissime foto di Václav Sedi, che mostra questo patrimonio, come dire, perduto o comunque trasformato fino a rendersi illeggibile. Ecco, non si tratta solo di archeologia, con tutto il rispetto che io ho enorme per l'archeologia di qualsiasi tipo, si tratta di noi, si tratta di noi qui e ora, oltre che dei nostri antenati. E allora, appunto, oggi che cos'è il paesaggio? Siamo partiti dicendo che il paesaggio è una forma simbolica, cioè è la simbolizzazione del nostro modo di avere rapporti col mondo. No? Ogni cultura ha paesaggi diversi, ha dei paesaggi completamente diversi, in cui si esprimono tutti quei valori che noi abbiamo visti rapportati, nel caso nostro, alla montagna. Ed è la forma della identità nel tempo, anche nelle variazioni, appunto, delle popolazioni locali. Abbiamo visto che il paesaggio che viene rappresentato dalle arti figurative, dalla letteratura, dalla fotografia, dal cinema, eccetera, è sicuramente anche un'interpretazione del paesaggio reale, ed è proprio perché in realtà noi ci rapportiamo al paesaggio e lo conserviamo e o trasformiamo in un certo modo, lo facciamo a partire da tutte le immagini che abbiamo ereditato e che ci hanno forgiato l'immaginario, no? Noi guardiamo in un certo modo che non è neutrale, sicuramente non è neutrale. Per questo ho cominciato dicendo come inizia in Europa il paesaggio. È una forma di rappresentazione pittorica. Prima non c'era né la parola né la pratica né il concetto. Quindi si parla, quando arriva la parola paesaggio nelle varie lingue, l'abbiamo detto, quando inizia una pittura che comincia realisticamente a rappresentare delle aperture, no? E degli scorci appunto della realtà fisica che sta intorno, le città, le campagne e così via. Da quel momento il paesaggio diventa un oggetto non solo di vita, ma di apprezzamento estetico che ha una vitalità e un'importanza per la cultura europea, poi espansa all'intero pianeta, veramente importantissimo. Ecco, il problema è appunto questo, che noi il problema è che noi abbiamo oggi una spettacolarizzazione sempre più, come dire, più univoca, ed è paradossale perché dovremmo avere infinite forme di rappresentazione, e invece abbiamo una rappresentazione molto standardizzata che sicuramente è funzionale a degli interessi economici globali e quindi non a caso si esprime appunto sui social. Ecco, vado verso la conclusione. Allora, diciamo che chi comunica il paesaggio, quindi a tutti i livelli, gli studiosi, i fotografi, gli artisti, ma poi anche appunto gli imprenditori, gli addetti al turismo, le proloco, i musei, eccetera, hanno tutti quanti si scontrano con un gusto prestabilito. Cioè se io oggi decido di discostarmi dal gusto che non mi piace, ma che è quello impazzante nei social, io lo faccio, però certamente so che mi voto a essere recepita e compresa da una minoranza assoluta delle persone. Quindi, appunto, d'altra parte abbiamo un'altra dicotomia, un'altra paradossalità, perché da un lato, per esempio, anche i paesaggi che noi abbiamo visto, delle Alpi e anche i paesaggi dolomitici, si presentano come i paesaggi della tradizione, quindi della stabilità, di qualche cosa che rimane nei secoli, ma in realtà questo non è assolutamente più vero, tant'è che appunto si adeguano. E quindi c'è anche una costante ibridazione tra il montano e invece una forma tipicamente cittadina e delocalizzata, per cui certamente bisogna essere anche abbastanza
complici con le richieste che vengono dal mondo urbano, e poi c'è la necessità di fare entrare le rappresentazioni del paesaggio, se vogliamo perseguire lo scopo del turismo ad ogni costo, dentro le forme di comunicazione appunto che oggi sono quelle che appunto valgono. Quindi la virtualizzazione, la mediatizzazione. Bisogna sacrificare tutto quello che non sta dentro questi format, che è quasi tutto, l'abbiamo detto. Ma il problema più grande, secondo me, non è tanto il tema del turismo, di cui tutto sommato, devo dire, alla fine, vabbè, si capisce presto. Quello che però bisogna capire molto, molto attentamente è che ne viene colonizzata l'identità e l'immaginario stesso degli abitanti della montagna. Cioè gli abitanti della montagna tendono ad adeguarsi all'immaginario altrui, all'immaginario quindi di quelli che richiedono di poter fare delle attività turistiche inquadrate in tutte quelle cose che abbiamo detto prima. Quindi che cosa succede? E qui riprendo la tesi che un grande compianto studioso di Alpi, Luigi Zanzi, ha spesso argomentato durante tutta la sua vita con infiniti esempi. Gli abitanti della montagna diventano dei figuranti su uno scenario turistico, cioè sono delle comparse funzionali a un immaginario delle persone che vengono da fuori, e quindi si sradicano dalle proprie tradizioni, diventano appunto, è come se migrassero, diceva Zanzi, è una migrazione restando nello stesso luogo. Le montagne, lo sappiamo tutti, hanno conosciuto migrazioni reali nei secoli, grandi movimenti migratori stagionali di vario tipo. Ecco, questa è una migrazione che forse non ha più bisogno di spostarsi realmente da parte dei montanari, ma in realtà gli abitanti della montagna sono costretti a giocare dei ruoli che li assimila appunto a una sorta di migrazione. Vado concludendo. Allora, si è capito dalla mia presentazione come il tema delle immagini sia in questa ottica centrale. Allora, questo tema dell'immagine in realtà è stato portato anche all'attenzione degli studiosi e degli addetti alla comunicazione da una funzionaria del Museo di Vienna, Verena Winivarter, la quale appunto occupandosi di comunicazione ha detto attenzione, se noi comunità locali non prendiamo in mano la produzione delle immagini ma continuiamo a lasciarla appunto a questi grandi nulla delocalizzati, noi non riusciremo mai più a riprendere in mano anche il nostro destino e quindi a orientare anche gli interessi che davvero ci stanno a cuore, interessi economici sicuramente, ma interessi identitari, simbolici, valoriali e così via. E quindi niente, io su questo praticamente vado concludendo. Allora, un rapido riassunto. Che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che oggi bisogna passare dalla soggettivizzazione del gusto, cioè l'idea che ognuno ha il suo gusto e che è indiscutibile, e invece poi in realtà abbiamo tutti un po' lo stesso gusto, a una discussione su che cosa vale di più la pena, e naturalmente questa è una discussione che mette inevitabilmente in gioco dei valori molto più complessi, valori ideologici, valori politici, valori economici, valori etici. D'altra parte, se il paesaggio non è una semplice quinta, non è solo un scenario, ma è uno spazio intelligente, è anche uno spazio pubblico. E se è uno spazio pubblico vuol dire che bisogna poterne discutere, vuol dire che è un capitale comunicativo e quindi un paesaggio, come dire, che venga visto e venga vissuto da protagonisti, da tutti gli abitanti di un certo luogo, diventa una forma di ingrandimento e di approfondimento della coscienza di ciascuno di noi, apre delle prospettive di comprensione. Io l'ho visto in varie esperienze appunto sul campo, veramente incredibili e veramente molto ricche anche di possibilità alternative.
Se invece rimaniamo dentro a una contrapposizione tra obiettivi apparentemente diversi, realmente o anche apparentemente diversi, e continuiamo a parlare di narrazioni, cioè come appunto ognuno dice la sua, oppure stiamo dentro solamente alla logica del marketing, oppure ci inventiamo le tradizioni. Io vivo in una valle che, come molte valli italiane, ha uno straordinario talento, lo dico con una certa amarezza, a inventare delle tradizioni. Ora, a me basterebbe che venissero valorizzate le tradizioni reali ed esistenti, senza farne un totem, perché non si può neanche appunto ritornare al passato, ma riprendendo un percorso vitale tra quello che vale la pena portarsi avanti, che ci ha insegnato e che probabilmente ha ancora da insegnarci molte cose, e invece quello che anche della modernità può essere, io credo, lasciato cadere senza rimpianti. Un altro tema anche su cui bisognerebbe riflettere è questa contrapposizione, che in realtà poi spesso è un'alleanza, tra la spettacolarizzazione, fatta in tutte le modalità più tecnologiche possibile, e la musealizzazione. No, io vedo, dirigo anch'io un museo e certo ho ben presente il pericolo di musealizzare, inteso nel senso di imbalsamare, di pretendere quantomeno di imbalsamare anche nelle forme una realtà che di fatto è una realtà vivente. Se il paesaggio non è una realtà vivente, appunto diventa Disneyland oppure diventa Las Vegas, ma credo che non sia questo quello a cui noi miriamo. E quindi qui il discorso si sposta a un discorso che è politico, che è un discorso sociale, che è un discorso dell'unione dei saperi esperti e dei saperi invece contestuali. Come consumiamo? Il consumo etico e consapevole è fondamentale in tutte le forme in cui noi ci troviamo di volta in volta. Dobbiamo valorizzare quella che la scuola territorialista chiama la retroinnovazione, cioè spesso nel passato ci sono state delle soluzioni territoriali molto più avanzate di quelle che noi oggi sappiamo inventarci con la tecnica. Quindi ci sono delle innovazioni e sono quelle che hanno, come dire, consentito una forte duratività di questi paesaggi. Quindi bisognerebbe recuperare le finalità storiche del territorio in quelle forme appunto originarie, naturalmente avendo a che fare con delle imprese che siano territorialmente responsabili. Diminuire la dipendenza verso appunto le fonti esterne, ma soprattutto essere autosostenibili nel senso di non cercare sempre all'esterno l'aiuto, ma di avere più fiducia in se stessi. Bisogna, io credo, riconoscere sempre di più, molto di più di quello che è stato fatto finora, il ruolo dell'agricoltura. Sicuramente in Alto Adige è stato fatto tantissimo, forse più che in altre regioni italiane, ma in ogni caso questo è qualcosa che deve starci sempre ben di fronte come nostro obiettivo. E poi naturalmente appunto avere degli stili consapevoli. In fondo il patrimonio culturale, il paesaggio e la frugalità, vorrei dire, sono un po' non la stessa cosa, ma fanno parte sicuramente di uno stesso orizzonte. Vi ringrazio.